Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Giuseppe Piraino, simbolo della lotta al racket, è indagato per truffa sui bonus edilizi, lavori mai ultimati in 15 cantieri, sequestrati 3,5 milioni di euro. L'imprenditore a Sicilia 24, mi sento tranquillo, agito in buona fede. Schifani e La Galla oggi a colloquio con il ministro Piantedosi per un piano comune contro la violenza di strada a Palermo. Perquisizioni e arresti nel Maxi Blitz di oggi allo Zen. Domani nel capoluogo sarà lutto cittadino per i funerali di Paolo Taormina. Ripreso da telecamere di sorveglianza il tentato femminicidio di Cani Cattini Bagni nel siracusano, immagini da film dell'orrore nell'aggressione a colpi di coltello da parte dell'ex, la donna ancora grave, trasferita al Policlinico di Catania. Il processo 12 apostoli, dal Tribunale di Catania inflitti 16 anni il presunto santone Pietro Capuana, pene severe anche per le fiancheggiatrici. Lavori di riqualificazione sulla 18, conclusione a fine ottobre per i cantieri tra Giarre e Acireale per il rifacimento delle barriere spartitraffico. Altri disagi a novembre quando si opererà nel tratto fino a Catania. Traffico paralizzato sulla circonvallazione di Catania a causa di un cavallo morto sul manto stradale. Ore difficili in mattinata per gli automobilisti in direzione Mister Bianco. Calcio, il Palermo prepara il big match di domenica al Barbera contro il Modena. Obiettivo sorpasso per i rosanero. Inzaghi ritrova Ranocchia. Serie C, si va verso il sold out al Massimino per la gara del Catania contro la capolista salernitana. In attesa del recupero di Cicerelli infortunato, potrebbe essere d'ausilio a conquistare la maglia da titolare. E ancora ben trovati, andiamo a Palermo, ed è stato decisamente clamore la notizia di oggi. L'imprenditore Giuseppe Piraino, simbolo della lotta al racket, è indagato per truffa sui bonus edilizi. Mai ultimati i lavori in 15 cantieri con i soli ponteggi montati. La Guardia di Finanza ha sequestrato 3 milioni e mezzo di euro e Piraino si difende al nostro microfono. Giusy Lazzara. Giuseppe Piraino, l'imprenditore anti-racket che ha più volte denunciato i suoi estortori, è indagato dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, per indebita compensazione di crediti e truffa aggravata. Le indagini, nate da un esposto presentato nel luglio del 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento, hanno portato a scoprire 15 truffe avvenute nel 2021 legate ai bonus edilizi per il rifacimento delle facciate. La Guardia di Finanza ha subito iniziato le verifiche. Da qui è scattato il sequestro di beni nei confronti di Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, per 3,5 milioni di euro. Dall'esito delle attività, dice un comunicato del comando della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare la totale o parziale assenza di lavori con solo i ponteggi montati, la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus facciate inesistenti. Secondo l'inchiesta, Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta derivante dalla cessione dei crediti da parte del condominio, dato che i lavori sono risultati incompleti. Dal canto suo, l'imprenditore si dice lontano da chi truffa. Qui mi sento tranquillo, ho agito in buona fede, non ho toccato soldi dei miei committenti per andarmi a fare i miei investimenti all'estero, non mi sono comprato oro e neanche orologi di valore. Ma ripeto, qua hanno sequestrato dei crediti che non si riescono a monetizzare per dei lavori che non si riescono a portare avanti. E cosa devo fare? Mi impicco. E ci sarebbero altri appalti gestiti dalla Mosina Costruzioni che seguivano la stessa prassi nel prevedere di incassare, attraverso lo sconto in fattura, crediti d'imposta illegittimi, cedendoli in parte per monetizzarli e utilizzarli in parte come compensazione. Recentemente Piraino aveva aderito al movimento controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, che in una nota fa sapere che ritiene tendenziosi gli accostamenti al movimento e chiede che la Procura vada fino in fondo nell'inchiesta.
Adesso andiamo a un altro fatto, un gravissimo fatto di cronaca, l'omicidio di Paolo Taormina che ha scosso completamente Palermo e non solo. Si sta pensando a un piano comune contro la violenza di strada in città. Sindaco e presidente della regione oggi a colloquio con il ministro Piantedosi sul dossier Palermo. Manlio Viola. Palermo come Caivano, zone rosse, più forze dell'ordine, controlli a tappeto a fianco di interventi di riqualificazione urbana e sociale. È l'ipotesi alla quale si lavora congiuntamente fra governo nazionale, governo regionale e comune di Palermo. Oggi a Roma sono volati il presidente della regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per incontrare il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sul tavolo c'è il dossier Palermo che è nelle mani del sottosegretario Wanda Ferro, un dossier che si è cominciato a creare dai tempi della strage di Monreale. Allora i dati della criminalità a Palermo parlavano di una città non più complessa di Milano o Roma, ma erano dati ingannevoli e il messaggio che parte dalla Sicilia e che le parti sociali hanno dato ieri sera al prefetto. L'escalation continua e l'omicidio di Paolo Taormina lo dimostra. Sul tavolo anche l'ipotesi di una modifica normativa che introduca il reato di apologia di Cosa Nostra, attraverso il quale togliere la voce ai social a tutti i personaggi che fanno della criminalità un brand, un esempio. Sul fronte delle indagini si cercano i complici di Maranzano, il 28enne accusato del delitto, che ha confessato di aver ucciso ma non racconta altro. Con lui c'erano diverse persone e almeno uno sarebbe complice diretto del delitto. Intanto resterà aperta per tutta la giornata di oggi la camera ardente di Paolo Taormina allestita al Palaureto. Una folla commossa tributa l'ultimo saluto e non solo amici e parenti ma anche cittadini qualsiasi. Domani, nel giorno dei funerali, il sindaco ha già dichiarato il lutto cittadino. E oggi allo Zen, nel quartiere palermitano, è stata giornata di Maxi Blitz, 300 forze di polizia impegnate, un elicottero a sorvolare il quartiere, perquisizioni e primi arresti. Ci racconta questa giornata Marco Gullà. Siamo nel cuore dello Zen 2, da questa mattina un elicottero sorvola tutto il comprensorio, ci sono controlli e perquisizioni a tappeto, già alcuni arresti ma soprattutto un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine. Un maxi blitz che è legato anche all'omicidio di Paolo Taormina, ma l'intervento rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio. Tra gli obiettivi è la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito presenti all'interno di aree definite come sensibili. 300 uomini dei reparti territoriali hanno perquisito anche le abitazioni e i magazzini, diversi posti di blocco e il controllo di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza. Non sono mancati momenti di tensione, alcuni residenti dello Zen 2 non volevano che si perquisissero le loro abitazioni. A Trapani, adesso, dove i carabinieri hanno arrestato 3 persone che avevano allestito una piazza di spaccio nelle case popolari. La droga veniva venduta in un appartamento blindato con pesanti grate e un portone in ferro, sfondato poi dai vigili del fuoco. Simona Mazzone. Si nascondevano nelle case popolari di Fontanelle Sud, nel Trapanese, 2 diciottenni e una 52enne che qui avevano organizzato una fiorente piazza di spaccio. I 3 pusher sono stati arrestati dai carabinieri che durante le perquisizioni domiciliari hanno trovato i narcotici commercializzati, documentando con queste immagini l'esistenza in uno dei 2 appartamenti di un vero e proprio bunker della droga. Nell'abitazione blindata con pesanti grate e un portone in ferro munito di feritoia, lo spacciatore turnista effettuava scambi di droga e soldi, comodamente seduto ad una scrivania con dosi sistemate e pronte per essere cedute e mazzette di soldi, con la certezza di poter sorvegliare il perimetro del Palazzo Popolare grazie al complesso sistema di videosorveglianza di cui era stata dotata la piazza di spaccio. Circa 30 carabinieri con il supporto dei cinofili e dei vigili del fuoco hanno prima circondato l'edificio e rimosso i sistemi di difesa allestiti dai criminali che impedivano l'accesso al bunker. Eccoli mentre sfondano la porta con un divaricatore idraulico. In casa c'erano cocaina, anfetamina e hashish, bilancini e materiale per il confezionamento della droga e circa 1.000 euro in contanti.
E adesso al tentato femminicidio di Canicattini Bagni nel siracusano. Non sono immagini diffuse, ma da indiscrezioni emerge che questo grave momento di violenza, che poteva appunto sfociare nel femminicidio di questa donna, è stato ripreso da telecamere di sorveglianza. Si tratterebbe di immagini molto forti, quasi da film dell'orrore. La donna intanto è stata trasferita al Policlinico di Catania. Sentiamo Francesco Aloi. È ancora in gravi condizioni, stabile ma sempre in prognosi riservata. Per questo i medici hanno deciso di trasferire la 33enne, accoltellata dall'ex Canicattini Bagni, dall'Umberto I di Siracusa al Policlinico di Catania. Ad aspettarla a casa ci sono anche 2 figli, di 8 e 9 anni. Secondo indiscrezioni investigative, la scena del tentato femminicidio è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Le immagini sembrerebbero tratte da un film dell'orrore. La donna finisce il turno di lavoro, sale in auto con una collega e poi l'aggressione. Una ventina di coltellate in diverse parti del corpo, per fortuna senza colpire organi vitali. Una furia che forse l'uomo covava già da tempo. La donna, infatti, meno di un mese fa lo aveva denunciato. A fermare la violenza di lunedì è stato l'intervento di 3 minorenni, 3 fratelli che si trovavano a casa. Il 34enne è fermato in attesa della convalida del GIP e dovrà essere operato alla mano per una lesione, conseguenza della furia scagliata contro la donna. Venerdì sera a Canicattini ci sarà una fiaccolata per ribadire il no alla violenza. Un comune di 6.000 abitanti, dove in passato sono state uccise 2 donne, Maria Tonne e Laura Petrolito. Gli autori, uomini che dicevano di amarle. Ed è stato arrestato questa mattina prima dell'alba a Comiso, siamo nel Ragusano, Gianfranco Straquadaini, latitante da 1 anno e mezzo. Potrebbe esserci proprio lui dietro il sequestro lampo del 17enne di Vittoria, avvenuto alcune settimane fa. Ma sentiamo Veronica Barbarino. È stato arrestato all'alba a Comiso dagli uomini della squadra mobile di Ragusa e della Sisco di Catania il boss Gianfranco Straquadaini, la cui ombra aleggiava nelle ipotesi sul sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto nelle scorse settimane nel Ragusano. Il 50enne, detto Faccia d'Angelo, latitante da giugno 2024, era ricercato per tentato omicidio e associazione mafiosa. Straquadaini, ritenuto il nuovo punto di riferimento di Cosa Nostra nel Vittoriese, è stato sorpreso in un appartamento dove nascondeva 2 pistole cariche pronte all'uso. Era accusato di aver organizzato il 25 aprile dell'anno scorso il tentato omicidio di Roberto Di Martino, parte di un piano per eliminare collaboratori di giustizia e consolidare il controllo criminale su Vittoria e dintorni. Gli investigatori indagano ora anche su legami con traffici di droga internazionali in contatto con clan albanesi. E vi diamo notizia del fatto che si è appena concluso il vertice al Viminale tra il Presidente della Regione Schifani, il Sindaco di Palermo La Galla, proprio in questo incontro con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. In sintesi il tema, ovviamente lo ricordiamo, è la sicurezza a Palermo, predisposta la possibilità di avere più agenti, predisposte 3 zone rosse che saranno i quartieri della Vucciria, del Teatro Massimo e Macheda Stazione. Ecco, queste le 3 zone rosse. E poi ancora nuovi investimenti per la videosorveglianza. Il tema naturalmente è stato ampio, vi daremo ovviamente conto nel dettaglio di quanto disposto questa mattina al Viminale nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto cambiamo argomento, andiamo alla giudiziaria. Si è chiusa con una sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Catania il processo in primo grado per abusi sui minori nell'inchiesta 12 Apostoli. Sono 16 gli anni inflitti in primo grado al presunto santone Pietro Capuana. Ma sentiamo.
Condanne pesantissime, 16 anni e 2 mesi per il 79enne Santone Pietro Alfio Capuana, 15 anni e 2 mesi per Fabiola Raciti, 9 anni e 4 mesi per Rosaria Giuffrida e 7 anni per Katia Scarpignato. La seconda sezione penale del Tribunale di Primo Grado di Catania ha riconosciuto la colpevolezza degli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta 12 Apostoli, partita da indagini della Polizia Postale nel 2016. Capuana era accusato di abusi sessuali su minorenni che secondo la Procura etnea sarebbero stati consumati all'interno di una congregazione religiosa di Aci Bonaccorsi. Le 3 donne invece sarebbero state ritenute sue supposte fiancheggiatrici. A sporgere denuncia era stata la madre di una minore di anni 15. Secondo la Procura etnea gli abusi sarebbero stati presentati come azioni mistiche e spirituali, atti di purificazione, plagiando le ragazze. Gli argomenti di carattere religioso avrebbero avuto una persuasione talmente forte da indurre anche alcune madri a condurre consapevolmente le figlie all'interno del gruppo, nonostante le pratiche che vi venivano esercitate. Con la sentenza i giudici hanno anche condannato gli imputati al pagamento delle spese legali e al risarcimento alle parti civili, compresa la diocesi di Acireale. In più è stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la trasmissione alla procura degli atti riguardanti 10 testimoni per i reati che verranno ritenuti, tra cui la falsa testimonianza. Il legale di Capuana, l'avvocato Brancato, che 2 settimane fa aveva presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando gravi violazioni dei diritti fondamentali e la mancanza di un giudizio realmente imparziale, ha annunciato che appellerà la sentenza non appena saranno pubblicate le motivazioni. Voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo adesso dei disagi attualmente in atto sull'autostrada A18, la Messina-Catania, nel tratto tra Giarre e Acireale. Sono stati già avviati i cantieri su questo tratto autostradale, parzializzate le corsie di sorpasso e questi lavori si dovrebbero concludere alla fine di ottobre, ma i problemi continueranno. Perché? Perché poi i lavori si sposteranno nel tratto successivo fino a Catania. Francesco Triolo. Code e disagi preventivabili sono quelli sull'autostrada 18 Messina-Catania nel tratto tra Giarre ed Acireale, dove dal 13 ottobre sono stati avviati i cantieri per la sostituzione dei guardrail per adeguarli alla recente normativa e sono state parzializzate entrambe le carreggiate dei 2 sensi di marcia con la chiusura della corsia di sorpasso. 5 chilometri circa di un'unica corsia che soprattutto nelle ore di punta portano ad un rallentamento del traffico. Lavori che dureranno sino al 30 ottobre, secondo il cronoprogramma stabilito dal Consorzio Autostrade Siciliane, quando sarà riaperta tutta la carreggiata, ma non sarà la conclusione dell'appalto perché, dopo il ponte in occasione della ricorrenza dei defunti, dal 4 novembre il cantiere sarà spostato nel tratto tra Acireale e Catania. La stessa operazione che stiamo facendo da Giarre ad Acireale, cioè la parzializzazione della corsia di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, lo faremo pure da Acireale a Catania. Molti utenti hanno segnalato l'assenza di operai nella prima mattinata nei cantieri, ma il CAS ha spiegato come fossero impiegati nelle barriere delle aree di servizio e degli svincoli. Ieri sera invece qualche coda si è registrata a causa del maltempo. Non abbiamo rilevato particolari criticità, ieri sera c'è stato qualche chilometro di fila, ma perché c'è stato pure un temporale che si è abbattuto in quell'area. Diciamo che in linea di massima sta funzionando. Diciamo le dita, speriamo che non ci siano criticità di sorta pure per i prossimi lavori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, operazione dei carabinieri del NAS nel Catanese, è stata chiusa una piattaforma e 1000 tonnellate di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati e questa merce avrebbe fruttato sul mercato ben 3 milioni di euro. Desiree Ferlito. 3 milioni di euro di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione e questo è il valore che avrebbe fruttato sul mercato la merce sequestrata dai carabinieri dei NAS nel Catanese. Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110 kg di prodotti ittici presurgelati all'origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900 kg di succo di agrumi concentrato con etichetta irregolare non idonea.
I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d'agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Al termine dei controlli la piattaforma è stata sospesa sino al ripristino delle irregolarità riscontrate e il titolare dell'attività è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente. A Catania questa mattina traffico letteralmente in tilt, più del solito potremmo dire, nel tratto della circonvallazione. La causa quest'oggi è stata quella di ritrovare, poi dover rimuovere un cavallo morto sul manto stradale. Ci racconta cosa è successo Simona Mazzone. Un giorno di ordinaria follia a Catania, automobilisti bloccati per ore a causa di un cavallo morto alla circonvallazione. Il fatto è avvenuto poco prima delle 6 del mattino, ma c'è voluto del tempo per rimuovere la carcassa dell'animale all'altezza dello svincolo con via Santa Sofia. Migliaia le auto immerse nel traffico paralizzato in direzione Mister Bianco. Anche chi proveniva da Canalicchio ha dovuto affrontare un fiume di veicoli in coda. Una fila chilometrica che partiva da Ognina. Pare che il cavallo trovato esanime per terra si sia accasciato per un malore. È stato trovato qui, vicino alla rotatoria accanto al calesse che trainava. Aveva un microchip e la polizia è intervenuta con i vigili urbani e i veterinari dell'ASP ha identificato il suo proprietario. Un caso simile nel maggio scorso sempre alla circonvallazione di Catania. All'altezza del Tondo Gioeni un cavallo a velocità è andato a sbattere sulla cartellonistica stradale posta sullo svincolo, perdendo molto sangue riversatosi sulla strada. Ancora una volta emerge il tema dei cavalli dopati per aumentare le loro prestazioni. Non si sa al momento se anche questo è il caso, ma è certo che Catania è una delle città a maggiore concentrazione di corse clandestine. Tanto che ancora una stalla abusiva è stata scoperta dalla polizia, che ha trovato 2 cavalli rinchiusi in una struttura non autorizzata nel quartiere San Cristoforo in via Gramignani. Il tetto era troppo basso, gli spazi piuttosto angusti e mancava un abbeveratoio automatico. Il proprietario, un 52enne catanese, è stato denunciato. Da immobile confiscato alla mafia ad albergo sociale, l'amministrazione di Catania destinerà la palazzina di via Francesco Mannino Cefali, in corso di riqualificazione con i fondi PON Metro, a un progetto di accoglienza destinato a persone e nuclei familiari in condizioni di grave marginalità sociale. L'albergo sociale, ha detto il sindaco Trantino, sarà un luogo di accoglienza ma anche di speranza e reinserimento per chi vive situazioni di difficoltà estrema. E sarà anche questo argomento della trasmissione di oggi, il nostro appuntamento con il sindaco. Vi ricordo che oggi è mercoledì e dunque alle 14:30, dopo questo telegiornale, il nostro direttore Michele Cucuzza condurrà l'appuntamento con il sindaco, con la possibilità per tutti i telespettatori di intervenire via WhatsApp al 342 7455 005 con dei messaggi di testo. Adesso ci fermiamo ancora. Subito dopo il calcio cominceremo a parlare del Palermo. E siamo al calcio, il Palermo è al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro il Modena. Operazione sorpasso per i rosanero, Inzaghi ritrova Ranocchia. Marco Gullà. Ancora una volta il Barbera sarà sold out. Palermo-Modena di domenica richiama i tifosi. Una sfida che, se vinta, potrebbe permettere ai rosanero di operare il sorpasso nei confronti dell'attuale capolista del campionato. Il Modena è comunque squadra solida e ben organizzata, con l'ex Di Mariano che verrà a Palermo non solo per salutare amici e parenti. Per il rosanero ripresa degli allenamenti a Torretta, Inzaghi ritrova anche i nazionali come Poyampalo e Joronen, ma la notizia che i tifosi rosanero aspettavano è il ritorno di Filippo Ranocchia, che ha saltato le ultime 3 gare di campionato dopo il problema muscolare accusato a Udine in Coppa Italia. Inzaghi potrebbe comunque utilizzarlo in corso d'opera, soprattutto per avere un'arma in più nella battuta dei calci piazzati. Sulla tre quarti ballottaggio aperto con Brunori, Leduaron, Palumbo e Giasi a contendersi 2 maglie a supporto di Poyampalo. Ci sono però ancora giorni di lavoro prima del big match di domenica alle 15.
Ci spostiamo in Serie C, anche il Catania è al lavoro per la gara, la partita al Massimino, quella di domenica alle 14:30 contro la Salernitana, con un Cicerelli ancora alle prese con un infortunio comunque meno grave del previsto. C'è la possibilità per D'Ausilio di conquistare la maglia da titolare, ma sentiamo Francesco Triolo. Il Catania tira un sospiro di sollievo. L'infortunio accusato da Emanuele Cicerelli, uscito dopo 35 minuti a Giuliano con una borsa di ghiaccio su un ginocchio, non sembra particolarmente serio. Come comunicato dal club, l'attaccante rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato e, se una lunga attesa sembra scongiurata, resta però da valutare la disponibilità del numero 10 per il big match di domenica al Massimino contro la Salernitana, ed è proprio sulla tre quarti che nascono quindi i dubbi maggiori per Mimmo Toscano. L'assenza di Cicerelli apre a nuovi scenari, come quello dell'impiego dal primo minuto di D'Ausilio, che sinora si è visto da titolare solo in un'occasione a Cosenza, poi sempre da subentrato. Per l'ex Avellino quello con la Salernitana è quasi un derby e potrebbe essere l'occasione giusta per entrare nel cuore del Massimino, vista l'importanza della partita. Per il resto Toscano dovrebbe confermare il blocco difensivo che dovrà arginare Inglese e compagni. Intanto prosegue a buon ritmo la prevendita, entrambe le curve sono sold out, restano pochi biglietti per le due tribune e questo il termometro per capire quanto sia alta l'attesa per la gara di domenica. E noi con questo servizio terminiamo questa edizione di Sicilia 24, il prossimo telegiornale su questa rete alle 19. Adesso vi lascio al nostro focus dedicato come ogni mercoledì all'appuntamento con il sindaco di Catania. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.